Amici bellini, buongiorno, ovviamente gli occhiali del mattino, la conferenza, Garcia ha lanciato una bomba vera e propria, dobbiamo fare le nostre ipotesi di formazione, cominciamo, senza indugio, cominciamo. Allora, benvenuto Ilario incontriamoci a metà strada tra chi è preoccupato per le sorti del Napoli, chi è più speranzoso e chi lascia il like a prescindere da quello che succede per il lavoro che si fa quotidiano. Cerchiamo di entrare nei meandri, no, dei dettagli delle cose che si fanno, e io qualche cosa ve l'avevo già detta ieri che viene in qualche modo confermata da Garcia, quindi iscrivetevi al canale, lasciate i like. Come da nostra abitudine ci spostiamo immediatamente con un Ambrabam tattico per vedere il nostro allenatore che viene incalzato dai giornalisti un po' più morbidi, forse oggi i giornalisti, e un po' più sereno mi è sembrato Garcia, confermando quelle che sono le sue idee di un Napoli che deve essere un pochino più accorto, però continua a sottolineare delle cose che insomma vanno al di là di come sta sottolinea dei numeri che gli fanno più piacere, ed è anche logico. Allora noi siamo pronti anche con la formazione dopo, ma andiamo per ordine. Gli si chiede, ovviamente lui aveva detto, è proprio vero, lui aveva detto datemi almeno 100 giorni come si fa con i governi per stabilire le cose. Siamo arrivati al 100° giorno di Garcia ed è anche la 100ª panchina in Serie A, la partita col Bologna, e lui si dice contento dell'avventura, dice siamo molto motivati e concentrati perché bisogna vincere, quindi la parola d'ordine è vincere, e poi si va più nello specifico di come gioca questa squadra, e Garcia ci ricorda che siamo molto offensivi, che facciamo sempre gol, che però se ne devono fare di più perché spesso andiamo al tiro, lui parla proprio di millimetri alle volte che non ci portano al gol, però subiamo 8 tiri. Ci tiene a sottolineare che la sua fase difensiva sta andando bene secondo il suo punto di vista, perché sì, abbiamo subito parecchi gol che sono 5, ma ne abbiamo subito solo 8 tiri in porta, quindi lui rivendica una fase difensiva che funziona. Ovviamente ognuno poi le partite le vede e ci sono anche delle situazioni in cui, caro mister, dobbiamo ricordare, la mia memoria non è perfetta, però basta ricordare per esempio una delle occasioni del Braga su un calcio d'angolo dove eravamo in 10 in area a difendere e c'era comunque un giocatore del Braga liberissimo che stoppa con tutta tranquillità, tira fuori dalla porta, quindi non viene considerato un tiro, però quella è un'occasione clamorosa che hai concesso al Braga. Però lì Garcia, se entri in questa domanda, Garcia comunque ti risponderà che ci vuole più determinazione, che quindi non è colpa sua, che sono i giocatori che devono essere un pochino più sul pezzo per quanto riguarda le marcature. Lì bisogna capire dove vogliamo essere d'accordo. Sul gioco dice possiamo migliorare, e torna spesso, e lo farà più volte in questa conferenza, sulla partita con la Lazio. Lui dice il primo tempo è andato benissimo, il secondo tempo no, andiamo a Bologna per vincere, e poi si sofferma un po' sull'ambiente, perché la domanda arriva: non ti sembra che l'ambiente sia un po' troppo severo? Non si considera che comunque abbiamo vinto in Champions, che non è poco? Credi che ci sia un pregiudizio nei tuoi confronti? E Garcia ci confida che quando incontra i tifosi per strada lo incoraggiano, che alla fine con il Braga è stata una vittoria meritata, e quindi lui si sente abbastanza tranquillo. Io non posso immaginare, capito, un tifoso che incontra Garcia per strada dice te ne hai qua, vai, lasciaci, Garcia out dal vivo. Non si fa, è una cosa che si fa online ovviamente. Quando voi andate a vedere la chat del canale ufficiale del Napoli dove si è tenuta la conferenza, è un tripudio di Garcia out, anche di idee un po' confuse, se vogliamo, gente che dice torna al modulo di Spalletti. Il modulo è lo stesso, è l'atteggiamento in campo, sono le distanze tra i giocatori che sono diverse. Alcuni che ovviamente parlano di topi, perché questo è l'andazzo dell'ultima ora, e altri che invocano l'arrivo di Conte, senza però considerare troppe cose che rendono questa ipotesi remotissima, a
partire dal modulo che utilizza Conte, che è molto diverso rispetto a quello di Spalletti e di Garcia, a partire da quanto Conte vorrebbe di ingaggio, senza considerare quelli che possono essere poi i rapporti tra De Laurentiis e Conte. La vedo veramente un'ipotesi al limite dell'irrealizzabile, quindi io direi la nostra speranza non deve essere che il Napoli va male così risolvono subito, la nostra speranza deve essere che il Napoli risolve con Garcia, altrimenti diventa ancora più complicato. Per quanto riguarda la gestione di questo tour de force, si parla un pochino del turnover. Garcia ci dice: io ho una rosa forte in attacco, quindi lì gli esterni che devono fare questo doppio lavoro, perché devono attaccare ma devono anche difendere, ci cita Politano, e lì ci possono essere delle rotazioni. Ecco che ritorniamo al discorso che vi facevo ieri sull'Instro, ma è importante sottolineare che Garcia ci dice una una rosa forte in attacco, non in altri reparti dove in questo momento siamo un pochino corti. Serve la continuità nella partita, ritorna sul primo tempo della Lazio, noi abbiamo queste caratteristiche di pressing alto, di palleggio, di possesso, ma ci aggiunge Garcia, dobbiamo anche essere più bassi quando andiamo in vantaggio e sfruttare gli spazi e sfruttare il contropiede. Questa è una cosa nuova per noi, proprio come mentalità, come messaggio che dai alla squadra. È una cosa che non sappiamo far bene e non so se ci sono le caratteristiche per fare blocco dietro e ripartire tutti veloci. Se poi ripartiamo, in quanti ripartono, in quanti riescono a tenere il ritmo di Osimhen, perché se Osimhen resta da solo a partire si trova contro 4-5 giocatori avversari e il contropiede non si realizza. Ci sono squadre che lo fanno molto bene, l'Inter, la Juventus, stanno lì e poi ripartono tutti insieme con forza, velocità e anche precisione. Il Napoli potrebbe utilizzarla quest'arma, ma c'è molto da lavorare e probabilmente non so nemmeno se si riesce ad arrivare a quell'efficacia. Si arriva a parlare ovviamente di Rrahmani. Amir è un punto forte, è molto rammaricato Garcia perché lo riteneva già mezzo infortunato quando Rrahmani è partito per la nazionale e lì gli hanno fatto giocare 2 partite, non è contento di questo perché poi ci ha dovuto rinunciare contro il Genoa e l'abbiamo perso contro il Braga. Di conseguenza ci dice: mi devo inventare un quarto difensore, e ritorniamo al discorso che vi ho fatto ieri su Di Lorenzo, e ci aggiunge: io sono molto contento di Østigård, che ho convinto a rimanere, questa è la bomba vera e propria, perché voleva andare via, perché voleva giocare di più. Ecco che il discorso che si faceva sugli scontenti poteva dar fastidio, poteva arrivare da un personaggio che non è amatissimo, che fa sempre delle uscite a gamba tesa, però non si può dire che fosse un discorso campata in aria. Quindi sapere che anche Østigård era sul punto della partenza e che aveva chiesto un pochino più di garanzie ci spiega anche, e questo non lo so se ve lo dissi in un video, se ne parlai solamente nella chat con gli abbonati, di quel tentativo di utilizzare anche Østigård al posto di Lobotka sometimes a centrocampo, un pochino come a dire: non è questa un'idea mia di rivoluzione del giocatore, ma stai tranquillo che ti faccio trovare più minutaggio a prescindere, se ti metti a disposizione possiamo anche utilizzarti qualche volta a centrocampo. Ed era un'idea interessante secondo me, piuttosto che mettere un terzo centrale, passare a 5 in difesa o addirittura a 6, mettere uno un pochino più tosto, meno di costruzione ma più di rottura a centrocampo. Ecco, tu tieni l'avversario un pochino nella sua metà campo e se fanno la pallata si può abbassare per fare il colpo di testa e ti può spingere di più la squadra a difendersi in avanti. Quella era un'idea che a me piaceva moltissimo, quindi non è proprio che è un ciuccio Garcia, alcune idee ce l'ha e possono pure funzionare. Gli si chiede di Anghissà, che sembra un pochino fuori forma, e gli si chiede se può utilizzare Cajuste. Qua nella domanda c'è l'errore di non ricordare che Cajuste insomma ha fatto lavoro personalizzato in campo, quindi è da recuperare. Garcia ce lo ricorda, dice dobbiamo vedere se riusciamo a recuperarlo. Non credo per questa partita, sicuramente non da titolare, ma Anghissà ha fatto delle cose, alcune cose buone, alcune meno. È chiaro, se ricordiamo, dice proprio annata pazzesca Garcia, che si è guardato i video, non si è guardato il Napoli l'anno scorso ma si guardava i video nostri, ha fatto un'annata pazzesca e quindi ci aspettiamo da lui grandissime cose. Ma ci dice pure una cosa che noi dicevamo spesso: non sono delle macchine, non sono dei robot, e quindi delle volte la prestazione non arriva, bisogna ammetterlo. Poi si va proprio nello specifico. ADL le ha chiesto lo scudetto o la Champions nel senso la qualificazione Champions, non vincere la Champions, e Garcia ci ricorda quello che ci aveva già detto, ce lo dice, ve l'avevo detto già, il Napoli è una squadra che deve stare sempre tra i primi 4, però
abbiamo l'ambizione di difendere lo scudetto, perché deve dire, è chiaro, l'ambizione, la voglia, la speranza di difendere lo scudetto in un certo modo, ma l'obiettivo societario è quello di entrare nei primi 4. Per la prossima partita si possono anche utilizzare gli stessi titolari che abbiamo visto nella partita col Braga, qualche cambio è possibile, però dice la squadra non è stanca da dover cambiare per forza per una questione fisica, quindi saranno scelte che si fanno un po' per questa partita e un po' per le prossime che verranno. Il Bologna utilizza il 4-2-3-1, noi è capace che ci possiamo mettere a specchio utilizzando il 4-2-3-1, e qua Garcia è molto chiaro, e secondo me se voi se vi iscrivete al canale, le cose di Garcia le sapete prima, un poco prima di quando ce le dico. Dice guarda, il nostro modulo di base è il 4-3-3, però i 10 che sono in campo si possono spostare, si può cambiare modulo anche senza dover fare un cambio. Questo cosa vuol dire? Vuol dire un Raspadori a centrocampo, perché se lo metti a centrocampo tu sei automaticamente sia 4-3-3 con Raspadori mezzala e sei già quasi 4-2-3-1 con Raspadori un po' più avanti. Lo può fare Raspadori, lo può fare Zielinski, lo può fare anche Elmas, quindi l'idea è lì. Osimhen troppo solo, Kvara che non segna, lui ci ricorda che Kvara spera che si sblocchi, ma deve giocare spensierato senza pensare al gol. Se non pensa al gol come ossessione, se trova il piacere di giocare le cose semplici, anche il piacere nel difendersi, il gol arriverà e non ci deve pensare. Su Osi non ha alcun dubbio, perché ha avuto tante occasioni, se continua ad avere le stesse occasioni che già ha avuto, quindi non si sofferma sul fatto che Osi è un po' troppo isolato e che la squadra è un po' troppo lunga e i reparti sono staccati. Su questo non va nello specifico Garcia, però dice Osimhen può fare un gol a partita se continua ad avere tutte queste occasioni e quindi non si preoccupa. Gli ricordano che Meret aveva sottolineato la squadra bassa, come si può evitare, e Garcia ci dice guardate che non è un problema non devi perdere i palloni fondamentalmente. Secondo lui la squadra bassa non rappresenta un problema e non ti porta più rischi. Nel suo modo di pensare calcio esiste questa possibilità di abbassarsi e non lo vede come un problema, perché la conferenza su YouTube si chiude, si interrompe mentre Lombardo stava annunciando che non ci saranno conferenze prima dell'Udinese e del Lecce, perché e si chiude la cosa, immagino perché non ci siano tempi tecnici, una partita dietro l'altra è complicata. Quindi per quanto riguarda le conferenze di Udinese e Lecce farete voi le domande a me, io mi travesto da Garcia e vi rispondo, tanto oramai lo sapete che è facile individuare quelle che possono essere le risposte. Analisi tattica per capire chi ci può andare in campo. Rimettiamo Lindstrom. Io avevo addirittura ipotizzato ieri una cosa, è un po' una provocazione, una cosa un po' forte, addirittura far giocare Lindstrom a posto di Kvara. Non credo che arriverà questa decisione così. Io lo facevo per togliere pressione al ragazzo, non per punirlo e per metterlo in panchina. Gli togli pressione, comincia Lindstrom che sta tutto tranquillo e magari un po' più leggero sulle gambe. Però questa è la situazione che vi dicevo, mi devo inventare un centrale, ma non partiamo ovviamente così, partiremo sicuramente con Di Lorenzo, partiremo con Ostigard e io continuo a immaginare Juan Jesus qui, non Nathan, perché Nathan Ostigard è una coppia un pochino troppo troppo verde, la linea verde contro un Bologna che si muove bene, Zirkzee che viene tra le linee. Secondo me è meglio un pochino più l'esperienza di Juan Jesus. Qui resto in dubbio Mario Rui Olivera, tendo a pensare che capiremo se Olivera fa la seconda consecutiva, potrebbe significare che Garcia ha in qualche modo scelto il suo titolare, quindi il dubbio c'è. Tendo a pensare che Olivera possa essere preferito a Mario Rui. Lobotka, Anghissà, a questo punto io credo che Anghissà giochi e il mio dubbio è su Raspadori, forse non Elmas. Il dubbio è avere Raspadori subito dall'inizio, far rifiatare Zielinski. Non credo Zielinski e Raspadori insieme troppo sbilanciati. È difficile, immagino, perché Zielinski le ha sempre cominciate, però quante ne può cominciare? Quindi questa cosa che ci ha detto Garcia su una squadra che parte con il 4-3 ma all'interno degli stessi 11 titolari può far giocare due moduli a tutti gli effetti, Raspadori qui, riaggiungiamo Kvara qui, Politano che parte, si ha risolto tutti i suoi problemi e l'idea Lindstrom è interessante, resta interessante, quindi questi dubbi ce l'abbiamo, non ce li hanno risolti, siamo troppo offensivi così, specialmente se c'è Olivera e non Mario Rui. Io confermo
Politano in campo. Confermo Politano in campo. Resto affascinato dall'idea di vedere Lindstrom a sinistra al posto di Kvara, ma credo che non avverrà. Raspadori, Zielinski resta il mio ballottaggio. Per il resto questo dovrebbe essere. Ieri abbiamo parlato anche delle parole di Thiago Motta. Partita tostissima. In questo momento che voi guardate questo video sta giocando il Milan e il Lecce il Lecce è terzo in classifica. Ma non cominciate a dire ecco qua il Lecce sogna in grande, eccetera eccetera. Ricordiamoci, non dobbiamo tornare indietro nel tempo troppo, ricordiamoci l'inizio di campionato che fece l'Udinese l'anno scorso, fanno i punti che devono fare, dopodiché si rilassano, si squagliano e fanno un campionato che non ha problemi, si sentono tranquilli, già salvi, si tolgono qualche sfizio ogni tanto contro qualche squadra e fanno il loro campionato, di solito la Serie A, così sì. Poi tra l'altro a me Lecce è una squadra simpaticissima perché proprio amo la città, amo quelle zone dove ho passato delle vacanze bellissime, nelle zone del Salento, quindi io sono contentissimo che vadano così bene. Ovviamente la squadra più in forma, poi tra un po' la incontriamo noi e vediamo cosa succede, perché poi io il mio lavoro l'ho fatto. Ho messo Kvara fuori dai titolari del fantacalcio, di conseguenza aspettatevi una grandissima prestazione con gol e assist da New York. Azzurro fluido è tutto, ci vediamo domani per la partita, non vedo l'ora perché è importante capire se ci sono margini di miglioramento oppure no.